Il sabato a Belluno è il giorno di mercato. Ai cittadini di Belluno e ai turisti, che davvero sono tanti oggi in città, abbiamo chiesto questa Pasqua 2023 che giornata sarà. È una Pasqua di cambiamento rispetto agli anni scorsi. La gente ha voglia di uscire, di passeggiare, di vedere e incontrare persone nuove. Una rinascita un po' in tutti i sensi, a livello economico, a livello umano soprattutto. Quindi che tipo di Pasqua sarà? È un Pasqua di felicità, di famiglia, di gioia. Spero di pace, vera. Spera, ma non è ottimista? Non sono ottimista con quello che gira. Famiglia serena, senza particolari eccessi. È una Pasqua triste, tutto sommato, non so, ma forse sono un po' influenzata da quello che succede nel mondo e quindi non la vivo in maniera serena. Ottimista? Sì. Può solo andare meglio, anche perché andare peggio è difficile, quindi può solo andare meglio. Quindi ottimista. Lei signora? Ottimista, dopo 2 anni di chiusura vedo che c'è la gente che vuole stare in compagnia, ho visto anche i ristoranti già pieni di prenotazioni, quindi sì, è bello stare adesso in compagnia. In famiglia, con i nonni e così, insomma, una Pasqua. Quindi che tipo di Pasqua sarà? È una Pasqua familiare. Vogliamo essere più speranzosi che con questa Pasqua ci sia, come dice, anche una risurrezione della pace. Spero bene per tutti. È ottimista? Sì, io sono sempre ottimista, sempre, quindi dai, di serenità sicuramente, speriamo.